Il Salone del Libro, in occasione del 150° anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio, organizza una serie di appuntamenti in collaborazione con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Nello stand e nel terzo padiglione è stata allestita una mostra di libri e manoscritti inediti. All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Torino, Piero Fassino, e l'assessore regionale Michele Coppola. Presenti anche Vittorio Sgarbi e il ministro dei Beni Culturali Massimo Brai. Anche la regione Abruzzo ha riservato uno spazio al poeta, nato proprio a Pescara nel 1863, con incontri dedicati alla sua eredità sul territorio abruzzese. Tra i maggiori promotori delle iniziative su D'Annunzio, lo storico Giordano Bruno Guerri, grande conoscitore del poeta e presidente della Fondazione del Vittoriale. D'Annunzio ci ha lasciato il Vittoriale a tutti gli italiani per essere ricordato nella propria vita quotidiana e nella propria attività di poeta e di scrittore. Per questo abbiamo voluto portare qua quello che riguarda la sua attività di scrittore, libri della sua biblioteca annotati da lui e autografi di recente acquisizione, fra cui quello importantissimo, il discorso del 1907 in morte di Carducci, dove lui si dichiarò nuovo Vate d'Italia. Il poeta, il Vate, l'ardito. Gabriele D'Annunzio, con i suoi amori, le sue opere e la sua passione per la tecnologia, continua ad affascinare giovani e adulti. Io credo che il suo fascino sia nella sua vita. Non a caso lui diceva che un uomo di ingegno deve fare la propria vita come si fa un'opera d'arte, e il capolavoro di D'Annunzio è proprio la sua vita, che lui ha realizzato nel modo come voleva lui, che credo sia il massimo augurio che si possa fare a chiunque. In ricordo dell'amore di D'Annunzio per l'innovazione tecnologica, nello stand sono stati messi a disposizione 2 simulatori di volo, grazie ai quali si può decollare virtualmente dall'aeroporto di Trento.